I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo il pari, arrivato a 2 dalla fine e che ha lasciato l'amaro in bocca poiché ha scalzato la Roma dal quarto posto. I 3 punti permetterebbero di superare il COD e agganciare il testaccio. Dagli scontri contro Golbet e Pisana il Gem ha raggranellato solo un punto. Questa sera hanno la possibilità di rilanciarsi in zona playoff. L'obiettivo minimo per una squadra così ben attrezzata. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. 12ª giornata della Serie A, si affrontano Roma Calcio 8, Gem Calcio 8. Allora Parroni, ritorna Tonetto su di lui, Parroni allunga la corsa, arriva sul fondo, cross dentro, la stappa in qualche modo il numero 11 indelicato che colpisce pari a traversa, il pallone sbarca la linea della porta, è l'1-0 della Roma Calcio 8 che si porta in vantaggio. Numero 4 Vannozzi che taglia il campo, Tonetto intercetta ma serve Parroni che va direttamente in porta, è una bomba pazzesca che si infila sotto l'incrocio dei pali, è il 2-0 della Roma Calcio 8, ha raddoppiato il capitano Parroni, e Parroni un po' impreciso, allora Tonetto, c'è Restivo in mezzo al campo, Tonetto decide di andare lungolinea per De Paola che se l'allunga, poi cerca di incrociare il tiro, è bravo Grimaldi a rispondere. Primavera, scusate, la mette in fallo laterale, poi il tiro di Tonetto è deviato ed è il 2-1 del Gem che accorcia le distanze dopo la partenza shock che l'ha vista andare sotto per 2-0. Colpo di testa di Santoprete, Restivo senza guardare, serve De Paola che va ancora su Tonetto che cerca ancora la conclusione, ci ha preso gusto questa volta, un po' troppo alta sopra la traversa. Molto bene Vannozzi. Tonetto, Cassetti, carica il destro, il tiro, la tiene lì molto bene Grimaldi, pallone che arriva poi alla retroguardia della Roma, indelicato, si gira molto bene, arriva davanti a Murino dopo aver superato Mariani e la mette in rete, la doppietta di Indelicato, il 3-1 della Roma Calcio 8 che allunga nuovamente le distanze. Il migliore in campo finora dei suoi con la doppietta e poi tanti palloni recuperati. Proprio lui a chiedere il pallone adesso, il palo incredibile di Indelicato di prima, il calcio d'angolo, poi è ripartito Tonetto, calcio di punizione. Fischia l'arbitro, sembra andare Parisi, e così la respinta di Grimaldi con i piedi. Oliva rientra sul destro, serve Borci che sbaglia però il controllo, allora ne approfitta Giulitti che va al tiro, la tocca appena Grimaldi ma non può impedire che la palla entri all'interno della porta, è 3-2 Gem che si avvicina ancora una volta alla Roma, non riesce a girarsi, Borci con il sinistro per Liotti, con il destro Liotti cerca di incrociare il tiro, è bravo Murino a chiudere la porta. Mariani, Cassetti, rientra sul sinistro, scambia con De Paola, va al tiro, un piazzato fantastico che trova l'angolino, un tiro da biliardo di Marco Cassetti che pareggia i conti 3-3 tra Roma e Gem Calcio 8. Fallo laterale, Borci, fallo laterale proprio per Alcini che riesce a controllare, esce poi Murino, molto bravo a chiudere lo specchio e a mettere in corner. All'indietro per Goletti, di prima, pallone che non passa, poi ancora Goletti, il tiro vicinissimo al palo. Ottima occasione per la Roma per riportarsi in vantaggio. Dentro, Restivo, finta il tiro, rientra poi sul destro, il palo incredibile di Restivo che poteva portare in avanti il Gem Calcio 8. Ottimo il dribbling del numero 8, è stato sfortunato qui. A cercare Restivo. Restivo ha la seconda occasione per passare in vantaggio, se la vede sfumare perché c'è un ottimo intervento di Grimaldi. In corsa molto lunga per lui, c'è anche Cassetti, andrà molto probabilmente Parisi, e così Parisi con l'esterno destro, un bolide di Parisi per la prima volta durante la partita, si porta in vantaggio il Gem, è il 4-3, allontana la Roma, arriva il triplice fischio dell'arbitro, vince 4-3 il Gem con un gol che è arrivato quasi allo scadere dopo essere stata sotto o in pareggio per tutta la partita, punti pesanti per la squadra di Calega che supera i giallorossi della Roma portandosi a quota 21 punti.